L'omaggio è la prima offerta al Poesté, che è capo supremo del comune, dopo le passò ai capitani del popolo e infine dal 1339 in avanti al Duce. La cerimonia è stata abolita in 1499 in dominazione del re Luigi XII da Francia, per essere ripristinata in 1530 e dunque torna soppressa dal Senato della Repubblica di Siena a fine 1637 per motivi di spese e ordine pubblico. La Bo però la continuò a andare a pace fino all'anno 1796. Dal 1797 è stata interrotta con l'arrivo di Napoleone e di francesi. È stata pigiata 127 anni dopo, il 24 di dicembre 1923, dall'Associazione Senese a Compagna di Senesi, introducendola a sci in altre località della Repubblica Senese, in cui non le ha mai stata celebrata. Fu a Siena, sa solo notizia dei confoghi celebrati anticamente in te colonie senesi do Levante e in tutto dominio da Corsega, quasi come un collegamento dei sentimenti con la patria lontana. O confogo veniva celebrato a vigilia de Denà, o lea o saluto del Capodanno e o rappresentava l'omaggio del popolo e lo scambio di auguri con le certe cariche della Repubblica. Consisteva in un grosso tronco di foggio, ornato di frasche, sciue e di fregetti bianchi e rossi, i colori della Repubblica di Siena. O corteo, formato da contadini, portatori di bandiere, che le eseguivano vari giochi, e da 25 granatei, dopo aver attraversato le vie da città, l'arrivea davanti al paggio. Chi o corteo le assaliò da guardia armata, quindi la voce si presentava al duce e che a un rituale scambio di battute. La voce poi augurava buone feste al duce e o riferiva le condizioni da sorvalà. Il duce, ringraziando, donava una somma di dinè, duci e vino alla gente. Dopo il corteo si desfava. Arriva a Seia, il duce con le autorità chinava a incendiare il tronco del foggio, o con fuoco proprio, dopo averlo bagnato di vino. Il popolo riteneva che il grande tronco bruciò fosse sacro, per questo ognuno si accalcava a pigiarsi un tisone che veniva poi custodito con tanta cura. E ora in italiano, per i foresti, o per chi non la capisce. La tradizione nacque a Genova nei primi anni del XIV secolo, ma certamente l'usanza era più antica. L'omaggio era dapprima offerto al podestà, capo supremo del comune, in seguito passò ai capitani del popolo e infine dal 1339 in poi al doge. La cerimonia fu abolita nel 1499 durante la dominazione di Re Luigi XII di Francia, per essere ripristinata nel 1530 e quindi nuovamente soppressa dal Senato della Repubblica di Genova alla fine del 1637 per motivi economici e di ordine pubblico. L'abate però continuò ad andare a palazzo fino all'anno 1796. Dal 1797 fu interrotta con l'arrivo di Napoleone e dei francesi. Fu ripresa 127 anni dopo, il 24 dicembre del 1923, dall'Associazione Genovese a Compagna di Senesi, introducendola anche in altre località della Repubblica Genovese nelle quali non era mai stata celebrata. Fuori Genova si ha unicamente notizia di confuochi celebrati anticamente nelle colonie genovesi del Levante e nel dominio di Corsica, quasi come un collegamento di sentimenti con la patria lontana. Il confuoco, o confuoco in genovese, veniva celebrato la vigilia di Natale. Era il saluto di Capodanno e rappresentava l'omaggio del popolo e lo scambio di auguri con le più alte cariche della Repubblica. Consisteva in un grosso tronco di alloro, adorno di fronde, fiori e di nastri bianchi e rossi, i colori della Repubblica di Genova. Il corteo, formato da contadini, portatori di bandiere che eseguivano diversi giochi, e 25 granatieri, dopo aver percorso le vie cittadine, giungeva davanti al Palazzo Ducale. Qui il corteo era salutato dalla guardia in armi, quindi l'abate si presentava al doge e avveniva un rituale scambio di battute. L'abate poi augurava buone feste al doge e gli riferiva sulle condizioni della sua valle. Il doge, ringraziando, donava una somma di denaro, dolci, vini alla folla, dopodiché il corteo si scioglieva. Sopraggiunta la sera, il doge con le autorità scendeva dal fuoco al tronco d'alloro, o con fuoco appunto,
dopo averlo cosparso di vino. Il popolo riteneva che il grosso tronco bruciato fosse sacro, per questo ognuno si accalcava a prendere per sé un tissone che veniva poi gelosamente custodito. Ticchini su le stelle, o causegno, e nascente una grotta lungi da su, e nascente una grotta lungi da su. Oh bambini, bellunini, vi te vedo un tapaggia tremare. O segno cavu, ti mi salvo però l'este tua mano. Ti mi salvo però l'este tua mano. E ti che te d'un mondo ho creato, in mezzo alla selva ti parli d'amore, in mezzo alla selva ti parli d'amore. Oh bambini, bellunini, vi te vedo un tapaggia tremare. O segno cavu, ti mi salvo però l'este tua mano. Ti mi salvo però l'este tua mano. Felice de na, felice de na, felice de na, per una anno tanto ben in te ma. Felice de na, allora, felice de na, felice de na, per una anno tanto ben in te ma. Se che dice cuscicchi a Natale, se che dice cuscicchi a Natale, se che dice cuscicchi a Natale, buon Natale all'uovo e buon denaro. Felice denaro, felice denaro, felice denaro, è un buono tanto ben in te mano. Felice denaro, felice denaro, felice denaro, è un buono tanto ben in te mano. Se che dice cuscicchi a Natale, se che dice cuscicchi a Natale, se che dice cuscicchi a Natale, buon Natale all'uovo e buon denaro. Felice denaro, felice denaro, felice denaro, è un buono tanto ben in te mano. Felice denaro, felice denaro, felice denaro, è un buono tanto ben in te mano. Per noi altri essere strilla in onore, ne dico che siamo quelli da due facce, ma quando mi dicono così mi chiediamo che manca due cervelli. Scusate, ma
Allora cominciamo a scicare bella. Forze dell'ordine, c'è una camera perché stasera rischio io, C'è sempre, va bene. Signor capitano, spero di avere un po' di clemenza. E dicevo, e l'orfeggio Le Brugiò è un sindaco, l'abbiamo votato, e va accanto in ottava rima che è tutto come prima, come insieme, come finio, a trovare viene a Ghio. Sa, teniamo qui ormai, e speriamo a non farsi guai. Così una bella mattina, non che c'è Giorgio, ma o Valentin, e non è solo la novità, se ne seguì, ve ne levemo qui. Che invece per cultura una sua bella signora, che de nome a fa Elisa, e le de Sestri, mica deriva. Quando arriva a scadenza, non si può fare casino, che vuole dell'esperienza, non fai cose da 6 a mattina. La profitta dell'occasione, una vecchia associazione, che sempre sincera agie per sta terra, da Levante a Ponente e all'incontra tanta gente, e tra una parola e altro, do territorio a fa teatro, ave spieghe, modi e usi dei imbrogi e dei pacciughi. Se ve lo dico, l'usciuga crede. Per a sede, se provvede, che lo santo do banca, per noi altri non c'è niente da fare. Dopo l'inverno, viene l'estate, che bordello pestre, dei turisti gran confusione, di Milano e di Teron. Sono problemi nuovi e vecchi, mancano sempre i parcheggi, ma ormai le feta, andiamo tutti in bicicletta. Se fa poca pubblicità per far conoscere sta città, per fortuna che in televisione o che pensa o dentro. Che rimescio tutto un turno per la tascia del soggiorno e come sempre se sa è sempre l'ultima a pagare. E questa la prossima è data perché io abito in una frazione che ha un nome orientaleggiante, Villa Lotto, e spesso e volentieri venga a stuzzicare perché vengano a togliere le erbacce sulla strada. Perché a strada a non si perda a settembre i tagliano l'erba e se un po' di qui i gemette i pulisce anche le cunette. Ma diva avete che i mugugni dell'este e me pa in a mussa che a levante che resta a spussa. Dopo a notte spuntò su, manca sempre o depuratura, ne dà mai né in montagna e anche a Margetta, a Selagna. Alita ormai è morta e a strada resta storta, lì che passa invece Gesueni in scia montagna di veleni. Anche chi, Ugo Marcello, che non è un Mastroianni, lo trovai a Portobello e speriamo non faccia danni. A Sestri non si capisce, ma presto finisce che per ogni manifestazione paga sempre pantalone. Ma a ragione a torto dice ancestri le sporco, sai avea o sono matti, ma per strade girano i ratti. All'istoria non è avara, chi si lamenta per una chitarra, chi non vuole la confusione, chi è anciù e un menestrone. E ora venivo bello. I camminano tutta l'estate, con le macchine e anche a piedi. I suoi gendarmi, i carabinieri, che l'aspettano una conferma per avere la sua caserma. Ma se vuoi tranquillità, per non farli andare via, bisogna levarli dall'umidità e salvare la compagnia. Siamo ben come la natura, tante facce, tante promesse, se non vogliamo fare brutta figura, sai bene che se finisse. Ve lo dico in te un momento. E sono forse in 300 che
che mise tutta in giro in silenzio in amio. Questa però va devo contare e speriamo di non fare fiasco. L'USPA se ne va e non aspetto più bagnasco. Non ve so di meglio, il problema le veggio, pendente e in calo se ne andiamo a rappallo. Per capire, non che voi assieme, il problema è prima e se ora siamo così, poi ci siamo stati a dormire. Ma chissà se questi maestri ne dicono a te, se davvero pensano a sestri o a un'altra realtà. O questo finiva. Questa qui è la realtà, o seguiamo uno scrolle e purtroppo avete pochi fatti e tante parole. E da sinistra, e da destra a sinistra in una cosa che non si è mai vista. Per governare un'amministrazione che è solo confusione. Ma da sinistra a destra è questa a menestra. Chi governa o fa un furbun paga sempre pantalone. E vabbè, ma queste sono facili da far tirare fuori gli applausi. E così siamo un finale e alla storia le finia. A tutti buon Natale, tanti saluti e signoria. Ma direi che possiamo partire da un tema importante, che è quello partiamo dal primo tema che ha toccato, quello della nuova squadra. La nuova squadra, la nuova giunta comunale, la nuova amministrazione è fatta di conferme, è fatta anche di novità.